infiltravano in queste società attraverso, credo, carteggi, documenti, insomma, qual era il meccanismo per cui riuscivano a piano piano a infiltrarsi nel tessuto amministrativo di queste imprese? In gran parte c'era un uso strumentale delle imprese, perché le imprese appunto venivano utilizzate per far convogliare del denaro frutto delle attività illecite commesse sul territorio, farlo emergere attraverso delle condotte di riciclaggio e attraverso l'emissione di documenti contabili del tutto fittizi che avevano appunto lo scopo di far apparire quel denaro che transitava nei conti delle società come denaro realmente riconducibile a un'operazione commerciale. In questo modo è stato possibile appunto fare dei passaggi, numerosissimi passaggi, abbiamo quantificato diversi milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti e altrettanti flussi finanziari correlati a questi documenti che, ripeto, erano totalmente fittizi. Ecco, un'operazione che vede coinvolta ancora la Guardia di Finanza di Venezia a distanza insomma di poche settimane dall'altra dall'asta, quando è stato arrestato anche il sindaco di Eraclea. Sì, la Guardia di Finanza sta lavorando in maniera molto intensa per cercare di tutelare il territorio economico della regione Veneto, che è un territorio assolutamente florido, pieno di iniziative, di imprese del tutto oneste e coerenti, insomma, che pagano le tasse, che devono essere protette da tutte le forme di criminalità, non solo quella organizzata come quella dell'operazione di oggi, ma in genere da tutti coloro che utilizzano magari capitali di illecita provenienza per poter fare una forma di concorrenza sleale sul territorio, che va in danno di chi si comporta bene. A proposito di capitali illegali, il procuratore prima ha parlato di capitali da riciclare e capitali in nero. In questo senso, dice, trovavano anche l'impegno di molti o pochi imprenditori locali. È un fenomeno che state scoprendo, cioè il riciclaggio di denaro sporco con il riciclaggio di nero? Diciamo che in questo caso è stata accertata una coincidenza di interessi contrapposti, da una parte quelli dell'organizzazione criminale appunto di riciclare il proprio denaro frutto delle condotte illecite e dall'altro quello di alcuni imprenditori che attraverso appunto l'utilizzo delle proprie aziende e il recupero di questo denaro che veniva portato dall'organizzazione criminale riuscivano a costituirsi sostanzialmente dei fondi neri in contanti che erano utilizzabili per esigenze personali ma anche per non solo in maniera strumentale per lo sviluppo della propria attività imprenditoriale ma anche per altre esigenze. Le aziende coinvolte nelle fatture false sono quante? Sono più di una decina. Tutte nella zona padovana, no? Parlate di Milano, per cui alcune anche nella zona milanese? La zona è quella, l'ha detto il procuratore, intorno a Padova e qualcosa anche su Venezia. Per lo più consapevoli o costrette? Il limite tra la consapevolezza e la costrizione è labile, di certo insomma si sono prestate.